Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, un'edizione che ci vede anche quest'oggi impegnati a Cortina d'Ampezzo, dove stanno entrando naturalmente nel vivo le gare più importanti che si svolgono appunto nella conca ampezzana. Su di tutte però continua a prevalere lo shock che si è vissuto ieri per il grave incidente accaduto all'atleta statunitense Lindsey Vonn durante la discesa libera. E poi oggi c'è grande attesa anche per il curling. Ma vedo che abbiamo in collegamento la nostra Elena dal Forno, dal centro di Cortina, con la collaborazione tecnica di Nicoletta Rizzetto. Elena, a te con tutte le ultime da Cortina. Sì, buongiorno Marta, buongiorno a tutti i telespettatori di Antenna 3. E qui proprio sopra di me sta battendo mezzogiorno il campanile di Corso Italia, della chiesa di Corso Italia. Siamo in centro a Cortina, naturalmente hai detto bene, è una città, un paese ancora sotto shock, come ci ha detto il sindaco dall'intervista che ascolteremo più tardi. Il parterre si è ammutolito. Qui lo shock per la caduta di Lindsey Vonn è stato molto di più di una semplice caduta, perché Lindsey Vonn, la campionessa 41enne americana, di cui credo adesso stiate vedendo anche le immagini che abbiamo girato ieri quando è arrivata a Treviso al Cafoncello, la campionessa 41enne americana era ritornata in pista dopo 6 anni di assenza e aveva fortemente voluto ritornare qui a Cortina, una delle sue piste preferite, per gareggiare nella cosiddetta sua ultima Olimpiade. Nel momento in cui vi stiamo parlando stanno emanando proprio l'ultimo bollettino sullo stato di salute della campionessa americana, ricoverata in terapia intensiva al Cafoncello. Le notizie che noi abbiamo è che abbia riportato una frattura del piatto tibiale della gamba sinistra, quindi la gamba tra virgolette quella sana. Nel ginocchio destro invece aveva già messo una placca di titanio e stava gareggiando con un legamento crociato o rotto. Quindi le condizioni di Lindsey restano al momento gravissime, chiaramente non è in pericolo di vita, però la frattura al piatto tibiale comporta una riabilitazione molto lunga, anche perché diciamo interseca sia il perone sia la tibia e sia chiaramente tutta l'articolazione del ginocchio, quindi sarà un recupero molto lungo per Lindsey Vonn, alla quale naturalmente facciamo tutti gli in bocca al lupo del caso. Ricordiamo che è ricoverata al Cafoncello e che non sarà trasportabile ancora per qualche giorno. Chiaramente vorrà operarsi, è stata già operata ieri per ridurre la frattura dai medici trevigiani, coadiuvati da un'equipe di medici americani, proprio suoi personali, ma non sarà possibile trasportarla, dicevamo, ancora per qualche giorno. Poi sicuramente sarà portata negli Stati Uniti, dove con la sua equipe andrà a fare un ulteriore intervento. Nel frattempo è ricoverata in terapia intensiva, dicevo, ed è sotto stretta osservazione. C'è una stretta guardia sia di polizia sia di carabinieri che chiaramente stanno facendo quadrato intorno alla campionessa americana. Proprio sullo shock che è stato percepito qui ieri a Cortina ci ha parlato questa mattina il sindaco e adesso lanciamo il servizio. Sindaco, come sta andando questo entusiasmo che si è percepito dall'apertura oggi? Com'è? Beh, direi molto bene, nel senso che ieri abbiamo avuto tante medaglie, una giornata meravigliosa dove diciamo che Cortina ha dato la miglior cartolina che potesse dare, sia da un punto di vista di spettacolo, ma soprattutto diciamo di quelli che sono stati gli eventi, le medaglie che sono state assegnate. Sicuramente quello che un po' ci ha lasciato un po' con l'amaro in bocca è la caduta di Lindsey Vonn, nel senso che di fatto ha silenziato tutto il parterre, perché comunque siamo legati molto a lei, è un atleta che ha dato tanto a Cortina e penso che volesse dare un contributo in più ieri partecipando alla gara con delle condizioni sicuramente che non erano ottimali. Di questo siamo molto dispiaciuti, abbiamo sentito appunto che mi sembra si sia rotta un piatto tibiale e ci dispiace veramente tanto, perché io penso che sia stato un sacrificio che lei ha voluto dare a Cortina e Cortina di questo ne è estremamente grata. Speriamo che si riprenda quanto prima possibile, però diciamo l'evento va avanti, come si suol dire, the show must go on, e
diciamo, gli impegni sono ancora tanti da qua ai prossimi 15 giorni, ma ritengo che siamo partiti nella maniera giusta. Anche da un punto di vista dei trasporti è andato molto bene, diciamo come era usuale, con dei rallentamenti, però insomma la macchina sta rispondendo bene, quindi siamo molto soddisfatti del lavoro svolto fino ad oggi per arrivare a un'Olimpiade che dia il massimo dell'immagine sicuramente di Cortina, del Veneto e dell'Italia. Anche le scuole chiuse erano state prese con un po' di polemica, invece è una scelta che avete difeso a spada tratta. Diciamo che noi ci abbiamo provato fino alla fine, perché ci rendiamo conto, soprattutto sulle primarie, no, che hanno i bambini piccoli, quindi è un sacrificio per le famiglie. D'altronde è un evento talmente importante che il prefetto ha fatto questa scelta sofferta anche da parte sua, però insomma ormai siamo in gioco, cerchiamo di far sì che questo evento non abbia criticità, che sia un'eccellenza per la risposta, diciamo, di Cortina e tutto il territorio nazionale, e quindi di conseguenza ancora qualche sacrificio, però insomma io penso che l'immagine che stiamo dando a livello mondiale valga la pena, e mi rendo conto dei sacrifici, però insomma stiamo parlando del futuro di Cortina, della regione Veneto, e quindi insomma ci sta. Ecco, anche il curling sta avendo un successo clamoroso, quel palazzetto sempre pieno e gli atleti italiani che stanno trascinando il pubblico. Assolutamente sì, diciamo che ci hanno fatto un po' tribolare, nel senso che ci sono stati dei momenti in cui io poi vengo dal curling, quindi dove diciamo non ero proprio con l'umore giusto, però devo dire che che Stefi sono stati molto bravi. Oggi abbiamo l'ultima partita che però è ininfluente, se non da un punto di vista, diciamo, di spostamento di classifica, che però potrebbe incidere anche quello, però siamo già sicuri, diciamo, nei quarti, quindi benissimo, che tengano duro. È logico che Cortina e tutta l'Italia tifa per loro, e devo dire che c'è una bellissima risposta. Io oggi non sono ancora riuscito ad andare a vedere una partita, spero di riuscire ad andare a vedere qualcosa stasera, però insomma un mio grande in bocca al lupo a loro, perché comunque ci stanno facendo vivere un sogno che non era scontato. Eccoci Marta, riprendiamo la linea qui da Cortina, e proprio il curling è stata l'ultima partita qui che si è disputata in mattinata. L'Italia ha battuto gli Stati Uniti proprio all'ultimo end 7-6. Il prossimo collegamento fra circa una mezz'oretta lo faremo proprio dallo stadio del curling, vediamo se riusciamo a recuperare i nostri azzurri, altrimenti avremo un'altra sorpresa per voi. Vi ricordo appunto che qui da Cortina siamo ancora sotto shock per l'incidente a Lindsey Vonn, e fra poco vedremo proprio quello che è successo ieri, cioè da quando la campionessa americana è caduta dopo 12 secondi sulla pista Olimpia delle Tofane a quando è stata recuperata con Falco 2, recuperata con il verricello, messa nel toboga, e dopo l'hanno chiaramente portata prima a Cortina, e poi, diciamo, per la gravità delle fratture e dei danni riportati è stata portata al Cafoncello. E vediamo proprio le immagini che abbiamo noi in esclusiva di Antenna 3 di quando Lindsey Vonn arriva proprio a terra con l'elicottero al Cafoncello di Treviso. E su questo restituisco la linea e ci rivediamo fra circa una mezz'oretta da un altro punto strategico di Cortina. A te Marta. È stata trasportata in elicottero nel pomeriggio all'ospedale di Treviso Lindsey Vonn, la sciatrice americana protagonista di una rovinosa caduta pochi secondi dopo la partenza nella discesa libera femminile di Cortina d'Ampezzo, la gara più attesa della giornata olimpica. E sulla pista Olimpia l'incidente, le grida dell'atleta, il silenzio del pubblico, l'intervento dei medici e quindi il recupero della barella da parte dei tecnici del soccorso alpino, l'utilizzo del vericello e l'operato del tecnico di elisoccorso in sinergia con il team del servizio sanitario regionale si sono rivelati determinanti per garantire un trasporto sanitario rapido in sicurezza, fanno sapere in una nota. Vonn, che alla vigilia dell'appuntamento olimpico aveva rivelato che avrebbe gareggiato con il legamento crociato rosso, è stata visitata pochi minuti dopo all'ospedale di Cortina. Lì, valutata la situazione, è stato deciso il trasferimento in elisoccorso all'ospedale di Treviso, più attrezzato per traumi complessi. La campionessa 41enne è arrivata nella piazzola della centrale del SUEM 118 quando mancavano pochi minuti alle 16. Protetta da ampiteli, accompagnata da un componente del team statunitense, la barella della sciatrice del Minnesota è stata fatta scendere, spinta fino all'ambulanza che l'ha poi accompagnata in reparto, dove è stata presa in carico da un'equipe multidisciplinare e sottoposta ad un intervento chirurgico ortopedico di stabilizzazione della frattura riportata alla gamba sinistra.
E cominciano ad arrivare anche grosse soddisfazioni per gli atleti veneti, dalla discesa libera di Cortina, di cui appunto abbiamo parlato finora, al gigante parallelo femminile di snowboard a Livigno, da dove è arrivata ieri la prima medaglia veneta alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, quella di Lucia Dalmasso, originaria di Falcade, che si è aggiudicata il bronzo nel derby tutto italiano per la medaglia con Elisa Caffon. La prima medaglia olimpica veneta è il bronzo della falcadina Lucia Dalmasso nello snowboard. Ha esultato sui social il presidente del Veneto Alberto Stefani. Le medaglie italiane salgono così a 15, con i complimenti anche del ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. Ed ora lasciamo questa pagina dedicata alle Olimpiadi Milano Cortina per tornare alla cronaca che purtroppo apriamo con la notizia di una tragedia. Ne avevamo accennato ieri nel corso del nostro telegiornale. Erano in corso le ricerche sul grappa del 70enne Beniamino Carlesso, disperso dopo un'escursione appunto sul grappa. Purtroppo il suo corpo senza vita è stato recuperato. In collegamento da fonte abbiamo la nostra Vanessa Banzato. A te Vanessa, buongiorno. Buongiorno a te Marta, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, non c'è stato nulla da fare per il 70enne Beniamino Carlesso, che viveva qui a Loria. Tra l'altro mi trovo con due persone che lo conoscevano molto bene: Elvio Baggio, che aveva giocato a calcio per tanti anni con Carlesso, e il suo medico di base Claudio Spinello. Una tragedia, l'ennesima tragedia della montagna, è il caso di dire, perché soltanto sabato ha perso la vita, lo ricordiamo, Alex Farronato di Romano Dezzelino, travolto da una slavina. In questo caso ieri pomeriggio è stato dato l'allarme dal figlio di Carlesso, perché il papà in mattinata era partito per una delle sue solite escursioni. Nello specifico, tra l'altro, aveva anche dato tutto il suo percorso alla moglie. Sarebbe partito da Valle San Liberale, sarebbe salito dal sentiero 151 sino a Cimagrappa, avrebbe percorso il 156 dell'Altavia, toccato Malga, Valvecchia, Pian della Bala, sentiero delle Meate, sarebbe poi rientrato attraverso il sentiero 155. Insomma, un percorso che lui aveva fatto, appunto, praticato centinaia di volte. Eppure qualcosa è andato storto, perché tra l'altro si erano verificate diverse slavine lungo quel tratto. Molto probabilmente nel tentativo di superarne una, saltarne una, è scivolato e ha fatto un volo di 150 metri. Sono partite le ricerche, dicevo, nel pomeriggio, attorno alle 15:30, l'allarme dato dal figlio, e sono durate fino alle 3 della scorsa notte, quando il corpo senza vita di Beniamino Carlesso è stato rinvenuto. Una tragedia, un dramma che va a sottolineare ancora la pericolosità della montagna, una montagna che in realtà, dottor Spinello, Carlesso conosceva benissimo. Lei ha detto conosceva i sassi del grappa come le sue tasche. Esattamente, sì. Lui, quando veniva anche in ambulatorio, persona intanto squisita, semplice, mai sopra le righe. Se parlavi di montagna gli si illuminavano gli occhi, era un piacere sentirlo, ascoltarlo, conosceva tutti i sassi, tutti i percorsi, quindi non so spiegarmi come possa aver avuto un'imprudenza. Secondo me è la casualità, non può essere un'imprudenza. Era troppo bravo, è troppo preciso, troppo meticoloso sulle sue cose. Ci incontravamo a correre sul sentiero degli Ezzelini, lui andava a lavorare una volta in bicicletta, era un fanatico dello sport, aveva giocato a calcio, poi però era una persona, una famiglia veramente bella. Lui faceva il nonno a tempo pieno quando non andava a camminare, quindi mi mancherà particolarmente. Sono un po' sconvolto in questo momento, devo dire. Sconvolto, come un po' sconvolto tutto quanto il paese, tutte le persone che lo conoscevano. Lei ha giocato, Elvio Baggio ha giocato per tanti anni con Carlesso. Sì, abbiamo giocato tanti anni, siamo partiti da giovani insieme, lui era un po' più vecchio di me, però siamo sempre stati molto affiatati, avevamo una bella squadra, un bel gruppo, e lui era fortissimo, perché alla fine era chiamato Ragno Nero perché assomigliava a Cudicini degli anni 70-75 del grande Milan. E poi lui è andato a Giorgione, ha fatto una bella carriera, e poi poteva andare anche più su, però le strade hanno cambiato direzione. Però lui è sempre stato una persona
cordiale, gioviale con tutti, quando ci incontravamo come ci fossimo appena visti sempre, anche se era tanto tempo non ci vedevamo. Un ragazzo molto gentile, come diceva il dottor Spinello, veramente con tutti e con tutto quanto il paese. Tra l'altro lui aveva anche ricoperto la carica di consigliere comunale. Sì, nell'amministrazione Vendrasco di parecchi anni fa, era stato assessore e anche lui, col suo carattere che aveva, ascoltava ed era disposto a tutte le persone, a tutti gli abitanti del comune che gli chiedevano delle informazioni, dei favori, insomma, in poche parole. Una figura che mancherà. Mancherà sicuramente Beniamino, perché è un ragazzo del cuore d'oro, conosciuto da quando sei nato praticamente, ti sconvolge la vita. Questa è purtroppo la realtà. Ecco, lei lo conosceva in maniera particolare, essendo anche appunto il suo medico di base. Direi di sì proprio. E poi, casualità, lunedì scorso abbiamo bevuto il caffè insieme al bar con altri 3-4 amici, si parlava di ginocchia, di lesioni, di danni delle ginocchia andando a camminare in montagna, e io ho detto, soprattutto facendo i ghiaioni, e ho guardato proprio Beniamino che mi ha sorriso annuendo di qualcosa che noi conoscevamo, ed è rimasta quest'ultima immagine del sorrisino suo che ha annuito. Un sorriso sornione, sì. È così che si vuole ricordare questa figura così attiva, così presente nel territorio comunale, a 360 gradi, perché abbiamo visto dallo sport al volontariato e anche in consiglio comunale era sempre presente. Protestano Per il momento, Luxardo. Marta, da Loria è tutto, ti ricevo la linea. Grazie a Vanessa Banzato con la collaborazione tecnica di Renzo Rigon per questo collegamento. Noi ora andiamo nel Padovano, sui Colli Euganei, dove ieri c'è stata una grande mobilitazione a Torreglia contro il consumo del suolo nel territorio appunto del Parco dei Colli Euganei. Basta cemento nel Parco Colli! Basta cemento nel Parco Colli! Oltre 700 persone hanno sfilato per le strade di Torreglia per dire basta al consumo di suolo selvaggio nei Colli Euganei. Cittadini e comitati ambientalisti uniti per chiedere un cambio di rotta nelle scelte di sviluppo che stanno interessando il territorio del Parco Colli. Questa è una prima mobilitazione, non sarà una mobilitazione che proseguirà a Monselice, proseguirà a Battaglia Terme, perché dobbiamo dire basta alla cementificazione del Parco dei Colli Euganei. La sfilata a Torreglia perché qui i riflettori sono puntati sull'ultimo progetto in ordine di tempo che desta allarme, ovvero la volontà di ampliamento del polo logistico Luxardo con un nuovo magazzino automatizzato di oltre 3.000 metri quadri che la proprietà vorrebbe realizzare in un'area oggi verde, coltivata, di alto valore paesaggistico e a poca distanza da Villa Vescovi. Un'area che attualmente è adibita a servizi a verde pubblico e per trasformarla in area destinata ad attività produttive, quando a Torreglia esiste già un'area destinata ad attività produttive, per cui questo tipo di intervento a nostro avviso non può essere effettuato perché andrebbe contro l'articolo 8 del DPR 160 del 2010. I cittadini chiedono un confronto con l'amministrazione comunale di Torreglia. Chiediamo la sospensione dell'iter della variante urbanistica attualmente in esame, che coinvolge l'ente Parco Colli Euganei, la soprintendenza e l'amministrazione comunale di Torreglia. Per questo chiediamo che venga indetta un'assemblea pubblica aperta a tutta la cittadinanza in cui i suddetti enti possano illustrare in modo chiaro, accessibile e documentato le ragioni per cui l'ampliamento previsto non possa essere realizzato nella zona industriale di Torreglia, che per sua natura è indubbiamente più idonea ad accogliere interventi di questo tipo. Ma oltre all'ampliamento della Luxardo ci sono altri due progetti che, seppur localizzati in aree diverse del Parco Colli, destano preoccupazione. Gli altri due interventi che si affacciano sono a Monselice la realizzazione di una media struttura di vendita di un supermercato all'interno sempre dell'area di vincolo paesaggistico della Rocca di Monselice, vincolo che esiste dal 1937 e che adesso si vorrebbe spazzare via con un colpo di spugna, costruendo un supermercato sopra il sedime delle mura storiche medievali della città. Altro intervento di cui ancora non abbiamo precisi indicazioni è la prospettiva della realizzazione di un'area commerciale ai piedi dei Monte della Croce a Galzignano Terme. La mobilitazione, annuncia il comitato Lasciateci Respirare, è dunque destinata a continuare.
A Venezia, ora dove continua il dibattito e la polemica dopo quanto accaduto ieri in Canal Grande, con il motoscafo di Ali Laguna che fuori controllo ha centrato prima una gondola, poi ne ha urtata una seconda. I 9 sono caduti in acqua e sono stati portati al pronto soccorso. Ci aggiorna Filippo Fois. A te Filippo, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, siamo con Fabio Sacco che è il presidente di Ali Laguna, che salutiamo e ringraziamo di aver accettato il nostro invito, e siamo nell'ultima tratta che ha percorso circa 24 ore fa oramai il motoscafo di Ali Laguna dopo aver perso il controllo, e questo è l'unico tratto di Canal Grande in cui si vedono alcuni segni di quello che è successo ieri, per esempio l'imbarcadero del Fondaco dei Tedeschi che come vedete era stato travolto durante l'ultima fase di corsa, poi il motoscafo è finito sull'angolo del palazzo a sinistra che vedete in questo momento, dove la sua corsa è stata arrestata da dei pali in legno che hanno evitato che colpisse l'angolo del palazzo. Detto questo, io direi che possiamo vedere il servizio con la ricostruzione di quanto accaduto ieri sera, poi torniamo in diretta con Fabio Sacco. Oddio, lo prende! Oddio, nell'acqua è andato! Poteva essere una tragedia a causa di un'avaria. Un motoscafo Ali Laguna intorno alle 11:30 ha urtato 2 gondole in Canal Grande a Venezia. Una gondola è stata presa in pieno, l'altra per fortuna solo parzialmente. Il motoscafo stava effettuando servizio di linea arancio che collega il centro storico all'aeroporto Marco Polo di Tessera. Il bilancio dell'incidente parla di 9 persone coinvolte che sono state visitate al pronto soccorso dell'ospedale dei Santi Giovanni e Paolo per pochi traumi di modesta entità, tutti codici bianchi o verdi. Stava per arrivare da fermata di Ali Laguna, ha colpito la gondola qua, poi ha colpito anche un'altra gondola dopo il ponte di Rialto. Un po' di paura, siamo tutti alzati a piedi, questo è una cosa che non ho mai visto in 5 anni che sono a Venezia. L'impatto è avvenuto tra il mezzo piccolo e 2 gondole che erano nello stazio in riva del Vin, praticamente di fronte alla sede del municipio di Ca' Farsetti. Dopo aver colpito le 2 gondole, il motoscafo, ingovernabile per un'avaria presumibilmente ai comandi, ha terminato la sua corsa contro l'approdo del Fondaco dei Tedeschi a pochi passi dal ponte di Rialto. È stato un panico, si sono alzati tutti a guardare che è successo, poi che stava succedendo comunque. E poi sembrava un film horror in quel momento, sembrava un film, invece era una cosa vera comunque. Però per fortuna, ripeto, non ci sono stati comunque i feriti, quello sono salvati per un pelo comunque. Le 4 persone finite in acqua sono state immediatamente recuperate e sono state accolte negli alberghi e nei ristoranti del posto, dove hanno potuto asciugarsi, fare una doccia, cambiarsi. Si tratta di turisti peruviani. Sul posto la polizia locale, vigili del fuoco e personale del SUEM. Sono stati anche 2 signori che erano nel gondola, abbiamo aiutati, abbiamo offerti anche sedere dentro qua con 2 coperte, un po' di acqua. Dopo una prima assistenza negli alberghi e nei ristoranti da parte del personale del SUEM, i turisti e uno dei 2 gondolieri a bordo di 2 idroambulanze sono stati trasportati al pronto soccorso per accertamenti, in particolare per valutare che non vi fossero conseguenze di ipotermia per l'improvviso bagno gelido in laguna. Il pilota di Ali Laguna invece è stato accompagnato al pronto soccorso dalla polizia locale. Tutti gli accertamenti hanno escluso gravi conseguenze. Eccoci nuovamente in diretta, abbiamo dovuto aprire l'ombrello perché è iniziato a piovere a Venezia. Sacco, innanzitutto chiariamo per i nostri telespettatori che non sono pratici di Venezia. Ali Laguna è una società privata che fornisce un aiuto al trasporto pubblico veneziano. Nello specifico ha iniziato a solcare le acque del Canal Grande nel 2008 per alleggerire che genere di traffico? Allora, diciamo Ali Laguna è una società di trasporto pubblico di linea e opera dal 1998 e intorno all'anno 2008 ha cominciato a percorrere il Canal Grande su indicazione dell'amministrazione comunale proprio per alleggerire il traffico di persone e bagagli che saliva sulla linea 1. Diciamo, quando la città è diventata un albergo diffuso, mentre storicamente all'inizio gli alberghi erano soprattutto nelle aree centrali e vicino alla ferrovia, c'è stato un cambiamento. Nello
specifico, il mezzo che ieri poi ha avuto questo guasto stava per attraccare all'imbarcadero di Rialto A, che si trova sostanzialmente di fronte a Cafarsetti, proprio per portare i passeggeri verso l'aeroporto, proprio come diceva lei, per alleggerire le linee pubbliche. Si è subito manifestato questo guasto, non è riuscito ad attraccare, per cui il mezzo era vuoto. Lei ha avuto modo di parlare con il pilota, che cosa le ha raccontato? Sì, il mezzo era in accosto, purtroppo c'è stato questo guasto meccanico e il pilota è sconvolto perché si è reso conto che è successa una cosa che poteva avere delle conseguenze ben più gravi. Subito ha dovuto cercare di evitare collisioni, e qui il pensiero anche del pilota e a tutte le altre categorie coinvolte, tutte le altre persone che sono bravissime, perché io dico, ogni operatore che lavora in città è veramente un mago di qualsiasi azienda, che sia CTV, Alilaguna, piloti, gondolieri, trasportatori, sono tutti bravissimi che riescono a muoversi veramente in spazi e in condizioni difficili. Che è esattamente quello che è successo ieri, cioè si è manifestato il guasto, a quel punto il pilota, in quei pochissimi secondi in cui poi è durata questa corsa, ha dovuto cercare di evitare il traffico in Canal Grande. Ricordiamoci che eravamo attorno a mezzogiorno di una domenica di Carnevale, e poi riuscire ad arrestarsi nel primo posto che ha trovato, dove faceva meno danni, che è appunto quell'angolo lì. Oggi però come riprendete la vostra attività alla luce di quello che è successo? Cioè c'è preoccupazione, le disgrazie purtroppo non si preannunciano, che possa capitare ancora? Che aria si respira in azienda? Beh, allora, in azienda noi siamo, come dire, provati, perché è successo un fatto, come ho detto prima, poteva avere delle conseguenze ben peggiori. Bisogna andare avanti, ringraziamo il Signore che non ci sono state delle altre conseguenze, quindi andare avanti e cercare di fare tutto il possibile perché queste cose non si possano ripetere. Ecco, da questo punto di vista io le preannuncio le critiche che poi stanno affiorando poi in queste ore in Consiglio Comunale. Sono due. La prima, che non ci fosse la possibilità, sostengono, io lo dico da non addetto ai lavori, di arrestare il mezzo in maniera che alla fine, diciamo per inerzia, si fermasse in mezzo al Canal Grande. E la seconda è, forse se erano in due riuscivano a fare qualcosa di più? Beh, allora guardi, il mezzo, no, purtroppo siamo in acqua, quindi non esiste un freno. Sono situazioni che auguro a nessuno di provare, frazioni di secondo dove devi decidere di fare qualcosa. Se hai, come dire, il timone in mano, difficilmente puoi fare altre cose. Ribadisco, molto difficile. Riguardo la critica, diciamo, era una corsa bis, perché normalmente nelle corse invece quelle diciamo cadenzate e programmate le persone sono due. Ma per spegnere il motore le dice che non sarebbe andato in inerzia con tanta facilità, diciamo, non si sarebbe fermato? Allora, comunque il motore avrebbe sicuramente rallentato. Quando si spegne il motore è ovvio che si va più piano, però è facile criticare quando non si è sul posto nella situazione. Ecco, diciamo che il guasto presumibilmente dovrebbe essere alla guaina, che è quella che decide se si va avanti o indietro, credo, detta proprio in soldoni, ma il mezzo in questo momento è sotto sequestro, per cui sono le forze degli inquirenti che stanno valutando. Cioè, un guasto si presume che sia stato un guasto meccanico, il mezzo è sotto sequestro alle Vignole. Quando ci sarà la possibilità di fare le verifiche del caso lo scopriremo con esattezza. Grazie a Fabio Sacco, presidente di Alilaguna. La linea può tornare allo studio. Grazie a Filippo Fois con Sandro Ponchio per la parte tecnica. Noi ora parliamo di sicurezza idraulica, perché i furti di rame che si stanno verificando, l'ultimo, quello all'idrovola Zuccona a Cona nel Veneziano, è l'ultimo appunto di una serie di vandalismi che mettono a rischio la sicurezza idraulica. A lanciare l'allarme per tutto quel vasto territorio che va tra la Bassa Padovana e il Veneziano è il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.
Cavi tranciati per rubare fili di rame, valore sul mercato poche centinaia di euro. È solo l'ultimo vandalismo messo in atto ai danni delle idrovore del Consorzio di Bonifica Adige-Euganeo, che copre una vasta area tra Bassa Padovana e Veneziano. Il furto, avvenuto nell'idrovora Zuccona nel comune di Cona, ha messo fuori uso questo impianto per 32 ore, un grave rischio in caso di emergenza idraulica, perché 160 ettari di territorio agricolo sarebbero stati lasciati in balia dell'acqua in un'area molto fragile. A lanciare l'allarme i vertici del consorzio, che segnalano come siano stati investiti 40.000 euro per riparare uno dei danni più gravi, la manomissione di uno sgrigliatore a cui vanno aggiunti l'incendio di un escavatore, il sabotaggio di teleferiche di controllo e sistematici furti di carburante nei mezzi nei cantieri. Spesso queste macchine sono in aperta campagna, così come le idrovore, e nonostante i sistemi di sorveglianza resistono le cosiddette finestre di nero. La sorveglianza verrà potenziata, ma l'appello va al senso civico di tutti, perché il rischio è che questi macchinari siano fuori servizio quando, in piena emergenza meteo, le pompe dovrebbero entrare in funzione. La cronaca ora dalla provincia di Treviso. Spacca a pugni la vetrata della porta di un bus della Barzi. L'ennesimo episodio di violenza è accaduto in città, sul PUT. Protagonista un ventenne già noto alle forze dell'ordine. Era salito senza biglietto e voleva scendere fuori dalla fermata. Situazione degenerata negli ultimi 4-5 anni. In 70 anni di attività mai vista una situazione simile, dicono i soci titolari dell'azienda di trasporto Barzi di Macerata. Ancora violenza su un bus. L'ennesimo episodio è caduto su un mezzo della Barzi in servizio sulla linea 170 Saletto-Treviso. Sono quasi le 14 quando un giovane, che si saprà essere un ventenne marocchino, sale sull'autobus senza biglietto. Comincia ad inveire quando l'autista glielo fa notare. Arrivati a Treviso, il passeggero abusivo suona il campanello per scendere a San Tommaso quando ormai la fermata è già passata. Il ventenne si inalbera, vuole smontare a tutti i costi. L'autista dice che può farlo scendere alla fermata successiva, che è poco più avanti. E lì ha cominciato ad alterarsi, è arrivato al patinodromo, ha aperto la porta, la persona è scesa e si è girata prendendo a pugni la porta, rompendo naturalmente il vetro. A bordo c'erano 2 passeggeri, fortunatamente non è successo nulla, l'autista era dentro in cabina e lì sono scattati, quindi abbiamo chiamato il 112. I carabinieri, subito giunti sul posto, hanno preso in custodia il ventenne, che è stato denunciato. Il giovane, in evidente stato di alterazione, è già noto alle forze dell'ordine. Non è ammissibile una cosa del genere. 40 anni che sono in azienda, sono nata in azienda perché è un'azienda a carattere familiare, quindi siamo già oltre i 70 anni che facciamo questo lavoro, ma mai ho visto un degrado così, a livelli così. C'è esasperazione nelle parole dei fratelli Barzi, non è la prima volta che accade, e c'è preoccupazione soprattutto per le autiste donne. Non solo gli autisti si fa fatica a trovarli, ma penso che prima o dopo qualcuno reagisca, perché non è possibile andare avanti così. Specialmente negli ultimi 3-4 anni è cambiato totalmente, non abbiamo mai avuto problemi di questo genere, 70 anni sulle linee, sul TPL, mai avuti. Qualche caso così, ma si dissolveva, ma adesso è normalità. Adesso è normalità. Domani, intanto, per i controllori della MOM arriveranno le bodycam su tutte le linee urbane ed extraurbane, un dispositivo di sicurezza che va ad aggiungersi al panic button sui mezzi, alle cabine di protezione, alle telecamere a bordo, dispositivi impensabili fino a qualche anno fa, a testimonianza di quanto grave sia diventata la situazione.
E proprio a proposito di dispositivi di sicurezza, l'ULSS 2 ha deciso di raddoppiare la dotazione di braccialetti antiaggressione per i propri operatori da 120 a 240 i braccialetti in funzione sia per l'anno in corso sia per il 2027, mentre le aggressioni nei confronti dei sanitari, soprattutto nei pronti soccorso, continuano ad aumentare come numero. L'azienda sanitaria ha deciso di rinforzare l'uso di un presidio che, introdotto nell'ottobre dell'anno scorso, sta effettivamente funzionando come deterrente. È stato quindi deciso di noleggiarne il doppio e chiedere alla polizia di poterli collegare direttamente alla loro centrale operativa. Tra i presidi in cui saranno utilizzati i servizi per le dipendenze, i centri di salute mentale e le aree psichiatriche e i consultori. Ed ora torniamo a parlare di Olimpiadi. Vedo che abbiamo in collegamento Tiziana Bolognani da Belluno per un focus sul trasporto pubblico. A te Tiziana, buongiorno. Sì Marta, buongiorno. È il focus sul trasporto pubblico, è il momento di fare già il primo bilancio, perché ieri c'è stato un test molto importante, il test che riguardava il trasporto di ospiti turisti a Cortina in occasione della discesa libera femminile. Con me Massimo Bortoluzzi, consigliere provinciale delegato alla mobilità, che tutto sommato ieri ha potuto tirare un sospiro di sollievo, vero Bortoluzzi? Perché è andata bene? Sì, direi di sì. Ieri è andata bene perché era il primo test veramente importante, perché c'era la gara di discesa libera femminile e quindi siamo riusciti a chiudere il cerchio. Poi era una novità perché noi, non avendo la Polonio-Socrepes ultimata, dovevamo fare anche la spola da Crignes all'ex Meloncino, quindi sotto le piste. È andata bene. Dolomiti Bus è stata anche avvicinata da funzionari del CIO che hanno detto che sono stati contenti della predisposizione di tutta questa macchina per quanto riguarda il trasporto pubblico degli spettatori. Insomma, tutto sommato voi avete anche, come dire, salvato attraverso il servizio di trasporto pubblico, salvato il salvabile, perché per l'appunto si parlava proprio della Polonio-Socrepes come l'elemento fondamentale della catena del trasporto olimpico proprio in occasione delle gare, e già dall'anno scorso si era iniziato a parlare dell'importanza di questo del funzionamento della cabinovia Polonio-Socrepes anche in funzione della ipotetica chiusura delle scuole che l'anno scorso era stata scongiurata fino alla settimana scorsa, ma che poi invece si è presentata in tutta la sua gravità soprattutto per le famiglie che si sono dovute organizzare dall'oggi al domani. No, su questo sì, noi purtroppo eravamo intervenuti la scorsa settimana in prefettura, avevamo dato appunto anche indicazioni per quanto riguarda il trasporto pubblico, che non c'erano problemi, e l'abbiamo evidenziato ieri. Dopo c'è stata un'ordinanza prefettizia che ha portato alla chiusura delle scuole. Noi siamo rimasti anche noi sconcertati di questo, non sapevamo niente, però questo è quello che è accaduto. Comunque ieri, avendo funzionato il sistema, probabilmente poteva funzionare anche domani. Dopo c'è anche una questione di ordine e sicurezza pubblica che noi non sappiamo, quindi è tutto cade in mano al prefetto. Ecco, rispetto invece alle criticità, certamente qualche criticità c'è, la si sta avvertendo, ma non si riferisce al trasporto pubblico organizzato da Dolomiti Bus e approvato dalla provincia di Belluno, ma che fa capo alla Fondazione Milano Cortina, è vero? No, esatto, perché noi abbiamo qualche criticità sulla linea 30, però noi la linea 30 bisogna capire è una linea di trasporto pubblico locale, quindi è un potenziamento delle linee che già esistevano, c'è una corriera ogni 20 minuti e ogni mezz'ora in base alle fasce orarie. Il problema lì è che probabilmente c'è qualche problemino tra Bus Italia, che è la ditta incaricata da Fondazione Milano Cortina di trasporto della macchina olimpica, e quindi queste persone, quando non si trovano il pullman a disposizione, salgono sulla prima corriera che passa. Quindi questo è il problema, lo stiamo già affrontando. Ho parlato stamattina anche con Fondazione e anche ieri, hanno detto che cercheranno di fare le giuste comunicazioni con i loro, e noi cercheremo di fare di bus anche aggiuntivi
preventivi alla sera per riportare giù la gente, perché magari ci sono dei momenti di picco dove ci sono tanti spettatori che rientrano o tante persone comunque che hanno visitato Cortina che devono tornare a valle, e quindi abbiamo cercato di sopperire con aggiunta di macchine. Ecco, diciamo che il prossimo grande afflusso di persone è ipotizzabile per giovedì, quando assisterà alle gare di sci femminile il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La sua visita era stata annunciata per l'11 e per il 12, ma oggi dall'agenda del Quirinale si è appreso invece che il Presidente Mattarella sarà giorno 11 a Trento per l'inaugurazione dell'anno accademico, poi con estrema probabilità si fermerà a dormire a Dobbiaco e poi giovedì arriverà alla base della pista dell'Olimpia delle Tofane. Ringrazio il consigliere delegato alla provincia di Belluno per la mobilità Massimo Bortoluzzi. Vediamo di dare altri dettagli questa sera nel corso del nostro telegiornale. Per il momento da Belluno è tutto. Marta, ti restituisco la linea. Grazie a Tiziana Bolognani per la parte tecnica con Stefano Bozzi. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Tra poco restate con noi. Prima edizione dei nostri telegiornali, eccoci nuovamente in diretta. Saluto e ringrazio per essere qui con noi il nostro primo ospite, Alessandro Manera, vice sindaco di Treviso, assessore allo sport e all'ambiente anche del comune. Qui con noi per parlare di effetto Olimpiadi, perché ormai possiamo dire, no, che stiamo tutti vivendo questo clima olimpico che coinvolge dopo davvero tanti anni anche la nostra regione, il nostro territorio e la provincia di Treviso comunque inevitabilmente per tanti aspetti. Prima però di parlare di sport ci chiede la linea da Padova la nostra Valentina Visentin, che ha seguito il report di Legambiente sulla qualità dell'aria. Così, in qualità di assessore all'ambiente, vediamo anche di commentare un attimo con lei, assessore, questi dati. A te Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno da Padova, dalla sede di Legambiente Veneto, per commentare quelli che sono i dati emersi dal rapporto Malaria 2025 analizzati da Legambiente, che vedono le città della nostra regione con un leggero miglioramento rispetto agli altri anni, ma ancora molto distanti da quelli che sono gli obiettivi del 2030. Per esempio, per quanto riguarda le polveri ultra sottili, ovvero il PM2.5, Padova e Vicenza si confermano tra le peggiori d'Italia, ma per quanto riguarda invece il PM10, se Padova ha mostrato un miglioramento, restano alti gli sforamenti delle città di Verona, Rovigo e Venezia. Qui con me appunto c'è Luigi Lazzaro, che è il presidente di Legambiente, per commentare quello che è stato l'andamento del 2025, un anno che è stato particolare, e forse questo miglioramento è più dipeso dalle condizioni climatiche che dalle azioni messe in campo. Sì, buongiorno a tutti intanto. Sicuramente il clima, il meteo ha influito su un anno particolare che ha portato per la prima volta da oltre un ventennio praticamente tutte le città capoluogo tranne Belluno, che già gode di una buona qualità dell'aria, a non superare quei 35 giorni di limite sforato, e quindi con parametri con PM10 sopra i 50 microgrammi per metro cubo in un giorno. È un dato storico per quanto ci riguarda, che deve farci sorridere perché è positivo per la salute di tutti, che però dobbiamo parametrare nella realtà, e quindi il nostro rapporto malaria prova a mettere a sistema questo dato con anche i 4 anni precedenti, e quindi avere un bilancio degli ultimi 5 anni che ci fa rendere conto che l'andamento è sì positivo, quindi c'è una diminuzione delle polveri sottili in atmosfera dovuta sia agli interventi ma dovuta anche al miglioramento tecnologico che non dobbiamo dimenticarci ci sta aiutando a ridurre le emissioni in atmosfera, e questo significa che si può ottenere valori positivi, valori più bassi, però bisogna accelerare, perché quei limiti al 2030 che noi segnaliamo entrare in vigore fra neanche 5 anni, 4 anni, se noi li portassimo
portassimo ad oggi ci farebbero notare come nessuna delle città di pianura della nostra regione sarebbe dentro questi limiti, sia per il PM10 sia per il PM2,5. Questo significa che non è il limite che ci deve preoccupare, ma la quantità per la salute, perché quei limiti sono suggeriti dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità, l'OMS, che vuole e ci chiede che tutti possano respirare un'aria sana per il nostro bene e per la salute di tutti noi. Ecco, cosa serve? Quali le azioni da mettere in campo, al di là di quella che è la mobilità sostenibile, ma ci sono tanti altri campi su cui intervenire, su cui insomma si chiede un intervento delle istituzioni? Sì, c'è una cosa da fare prima di tutto, che è mettere le risorse, perché altrimenti gli interventi non si possono fare, e purtroppo invece questo è stato tagliato, ridotto da parte del governo con l'ultima legge finanziaria. Noi l'abbiamo già detto a inizio dell'anno e durante la discussione a fine 2025, chiedendo al governo che rispettasse quanto le regioni della pianura padana chiedono, cioè di avere un trattamento che li consideri come aree soggette a grave presenza di inquinanti, per poter avere risorse che erano state in passato assegnate e che invece inspiegabilmente sono state tagliate drasticamente da parte del governo. Si parla di almeno 75% mediamente nei prossimi 3 anni tagliati alle regioni del nord, tra cui il Veneto. Questo significa togliere risorse a quelli che sono i piani dell'area regionali, che già prevedono le azioni da fare, certo il traffico, la mobilità, il trasporto pubblico locale, sul quale si è già intervenuto, pensiamo a Padova con la nuova linea di tram che presto entrerà in funzione, così come a Vicenza, così come a Verona si lavora sul filobus. Questo è un tema su cui le città si stanno concentrando e anche Regione, ma serve fare molto di più anche nel campo della mobilità, perché serve incentivare la mobilità in sharing, in condivisione, la micromobilità, le piste ciclabili, e poi serve intervenire con decisione e con risorse per limitare la presenza di riscaldamenti a legna, soprattutto nelle aree di pianura e nelle aree non metanizzate, o meglio già metanizzate, riservando la legna solo alle aree montane e alle aree non metanizzate. Questo perché la legna è un grande emettitore di PM10 e PM2,5 e dovremmo esserne consapevoli, andrebbe limitata, così come l'agricoltura, spesso sottovalutata, che invece soprattutto con la zootecnia è un grande emettitore di inquinanti che in aria si compongono e diventano PM10 e PM2,5, deve essere maggiormente aiutata, non solo controllata ma anche aiutata a cambiare i modelli produttivi, a utilizzare sistemi per ridurre l'impatto sia delle deiezioni sia dell'attività agricola stessa, per ridurre i propri impatti. Questo si sta già facendo, ma senza risorse non si può fare e quindi servono i soldi. Diamo anche un consiglio, ne stavamo parlando prima a microfoni spenti, anche per i cittadini, perché chi ha un camino, come chi ha la caldaia è obbligato a fare la manutenzione con tempi stringenti, anche chi ha un camino dovrebbe fare una manutenzione regolare. Sì, esatto, tra le risorse tagliate, con le risorse tagliate si andrà anche a impedire lo sviluppo di quello che è un catasto per chi possiede stufe a legna, che noi chiediamo da anni e che Regione Veneto aveva in testa o meglio in cuore, in animo di mettere in campo, che servirebbe a garantire un controllo più efficace su questi sistemi, a fare in modo che la pulizia delle canne fumarie e delle manutenzioni delle caldaie stesse sia più controllata, più presente, più incentivata, in modo da ridurre quello che è un grande impatto, ripeto, soprattutto in pianura padana, perché queste polveri emesse da camini, magari camini non controllati, non puliti, magari da legna utilizzata non nel modo corretto, non solo per la sua tipologia, magari se è umida o bagnata che fa più fumo e quindi fa più polveri, ma anche se è accesa male, perché anche l'accensione della legna rende più pericoloso poi l'emissione di inquinanti in atmosfera. Ecco, sono elementi chiave che ci dobbiamo ricordare. Ci sono anche altri inquinanti, non solo il PM10 e il PM2,5 quando si brucia la legna, che rischiano di farci del male, quindi serve un'attenzione certo normativa, certo di risorse, ma anche dei cittadini per cambiare perché abbiamo in collegamento anche Cortina che ci sta chiedendo la linea, quindi siamo un po' in castro questa mattina. Ti ringrazio il tuo ospite, grazie mille ai colleghi di Padova. Assessore Manera, quindi abbiamo sentito un po' questi dati del report Maldaria di Legambiente. Per quanto riguarda Treviso, la città di Treviso, come sta andando su questo fronte? Allora, diciamo che abbiamo avuto un anno fantastico da questo punto di vista. Nel 2025 abbiamo avuto sia una riduzione
a livelli record in positivo, cioè il più basso numero di sforamenti nell'anno 2025, quindi nel periodo invernale, sia la concentrazione media, perché dobbiamo tener conto anche della concentrazione media, perché giustamente diceva Lega Ambiente, tu respiri anche nel periodo estivo la concentrazione di PM10 e quindi anche in questo caso ci siamo abbassati al livello minimo. Stiamo lavorando tanto, abbiamo lavorato tanto, abbiamo visto negli ultimi 7 anni un netto miglioramento, quindi nell'epoca della nostra amministrazione abbiamo avuto un grande miglioramento. Teniamo conto, e che non è stato citato, che secondo me oltre i sistemi per evitare di emettere PM10, noi abbiamo i sistemi per ricevere e abbattere PM10, che sono le alberature. Anche qui noi abbiamo fatto un grande lavoro. Dovete pensare che a Treviso siamo passati da 23.000 alberi in ambito pubblico a 28.000, quasi 29.000 alberi, di cui un aumento importante dei sempreverdi, che chiaramente abbattono anche nel periodo invernale e quindi sono importanti. È un lavoro costante. Secondo me anche qualche risultato del bonus 110 adesso si vede, perché chiaramente avendo isolato case che emettevano tantissimo, che consumavano tanto gasolio, trasformandole in case che consumano meno e non utilizzano più il gasolio ma il gas o i pannelli fotovoltaici, tu pian piano è un miglioramento. L'ambiente fa un salto lento nell'andare avanti, però ecco i dati che ci arrivano da ARPAV, quindi l'ente che certifica le misurazioni è ARPAV, ci dice che anno dopo anno stiamo migliorando, almeno a Treviso, quindi noi a questo punto siamo contenti, non cantiamo vittoria. Quello che dico io, lo dico sempre, che più che chiedere tante risorse basterebbe un taglio netto dell'IVA che si fa spendere ai comuni per diciamo, la manutenzione del verde. Il comune spende il 22% di IVA sulla manutenzione del verde, sarebbe magari il caso di portarla al 10%, lasciando l'investimento costante, quindi più soldi per... Più soldi netti, insomma, da dedicare ovviamente certo. A questo aspetto. Ed ora io vorrei parlare con lei, assessore di sport, perché stiamo vivendo tutti con grande entusiasmo questo clima olimpico che coinvolge la nostra regione, coinvolge anche il territorio di Treviso. Territorio di Treviso coinvolto direttamente dal punto di vista logistico, degli alloggi, dei trasporti e quant'altro, ma coinvolto anche come dire, in quello che è il messaggio vero che deve arrivare da queste Olimpiadi. Io vorrei che sentissimo insieme, Assessore, un servizio con l'intervista che abbiamo realizzato al presidente veneto del CONI, Dino Ponchio, che sottolinea proprio questo aspetto, l'eredità che noi dobbiamo avere da questi giochi olimpici, con riferimento soprattutto ai giovani. Vediamo. Arde la fiamma olimpica sul bracciere di Cortina e crescono le aspettative in Veneto per i 20 atleti della nostra regione impegnati nella competizione. Ci conta il presidente regionale del CONI, Dino Ponchio, di ritorno dalle grandi emozioni della cerimonia inaugurale a Milano. Belluno e Asiago, ma in particolare Belluno, ha molti rappresentanti. Contiamo di arrivare, speriamo sul podio, ma sicuramente nei piazzamenti d'onore, che per le Olimpiadi vuol dire nei primi 8, nelle specialità del ghiaccio in particolare, che siamo molto molto forti, e nel fondo e nello sci di fondo. Per il resto, diciamo, la parte del leone la fanno naturalmente le province autonome di Bolzano e Trento, che da sole hanno circa quasi 100 partecipanti di nostri atleti. Ma per il CONI territoriale la vera medaglia che si vuole portare a casa dalle Olimpiadi è quella di far sì che anche grazie ai Giochi Olimpici aumenti la pratica dello sport di base per tutti i ragazzi. L'eredità di queste Olimpiadi, a parte gli impianti, a parte anche dei miglioramenti delle strutture delle strade eccetera per arrivare a Cortina, ci porteremo a casa, spero e sono sicuro, grazie ai grandi risultati dei nostri campioni, che si riaccenda come la fiaccola olimpica e il fuoco sacro della voglia di fare sport, vedendo i nostri campioni vincere e ottenere grandi risultati nei ragazzi e ragazze di tutto il Veneto.
Ecco, allora abbiamo sentito, Assessore, quello che è il vero messaggio, no? che sta dietro e che poi tutti noi dovremmo cercare in qualche modo di portare avanti, perché lo sport per i giovani soprattutto significa salute, significa tanti altri aspetti anche della socialità e della vita importanti. Vedo che abbiamo in collegamento da Cortina la nostra Elena Dal Forno. Allora, siete con un ospite anche speciale, devo dire, se non vedo male. Allora andiamo da Elena un attimo, eccola qua, alza le mani Elena. Eccolo qua, ciao Marta, bentornati a tutti gli spettatori di Antenna 3, naturalmente un saluto anche al vice sindaco Alessandro Manera, che è anche assessore allo sport. Siamo qui con Francesco Ciccio Pellegrino, che invece gioca nella NutriBullet, basket Treviso chiaramente, ma la cosa bella delle Olimpiadi è che c'è un crossover, no, tra gli sport, quindi gli atleti si interessano degli atleti, e proprio a lui chiediamo innanzitutto com'è questa esperienza olimpica. Beh, che dire, in questo momento provo una grande invidia nei loro confronti, però anche tantissimo rispetto. So che questo è il momento per cui un atleta si lavora tutta la vita, e sono qua proprio per questo momento, e gli auguro veramente il meglio a tutti. Ecco, anche Ciccio Pellegrino è rimasto colpito da questo infortunio di Lindsey Vonn, che naturalmente da atleta che magari ha vissuto qualche incidente può, diciamo, percepire come problematico. Beh, che dire, purtroppo questa è parte dello sport, e noi atleti siamo soggetti anche a questo, e sicuramente senza ombra di dubbio la parte più difficile. Un grandissimo augurio a Lindsey, e spero veramente il meglio per lei, e sono sicuro che tutto andrà per il meglio. Ecco Francesco, facciamo un po' il punto. Innanzitutto se ti piacciono gli sport invernali, se segui qualcosa da appassionato, e poi parliamo un po' della stagione trevigiana, che sta andando così un po' a corrente alternata. Allora, per quanto riguarda gli sport invernali non li seguo particolarmente, però allo stesso tempo devo dire che ogni tanto mi affaccio al curling, che è molto divertente, vedo una nazionale molto unita tra loro, e l'ho dimostrato tutt'oggi comunque. Per quanto riguarda invece la nostra stagione, inutile nascondere che questa è una stagione un po' difficile. Inizieremo sicuramente da oggi, non personalmente perché sono fuori per infortunio, però inizieremo da oggi, sono sicuro, a svoltarla. E indipendentemente dal risultato ci sono sempre dei passi avanti, e bisogna partire da questi. Ecco, arriva proprio la Corazzata Milano, che è una squadra. Perché c'è l'assessore, ma aspetta un attimo, perché c'è l'assessore Manera che voleva dire qualcosa al tuo ospite. L'assessore Manera vuole fare una domanda al mio ospite. No, sentiamo. Prego. Volevo dirgli, Ciccio, mi raccomando, perché io sono sempre al Palaverde, di caricarti bene con lo spirito olimpico, perché dalla prossima partita ti voglio vedere più forte di Shaquille O'Neal e più veloce di Jokic, quindi mi raccomando, perché ci teniamo allora, attenzione tutti. Cosa dice l'assessore Manera. Aspetta che riferisco, perché lui non sente. Allora, dice l'assessore Manera che lui va sempre al Palaverde e vi guarda sempre, quindi ha detto di caricarti con lo spirito olimpico, perché dalla prossima partita, non da questa, ti vuole vedere forte come Shaquille O'Neal e veloce come Nikola Jokic. Molto bene, intanto grazie mille, anche perché poi dalla prossima conto di esserci, quindi è un ottimo inizio, e sicuramente farò del mio meglio. Grazie. Ecco, qui ovviamente tanti eventi ci sono, anche tra sponsor, diciamo eventi collaterali molto belli. Tra l'altro lì dietro vedete addirittura il presidente del CONI Bonfiglio, che può camminare così tranquillamente per Corso Italia come se niente fosse. Noi siamo ancora a Cortina oggi, e poi nei prossimi giorni vi riferiremo ancora di altri eventi e di altre novità. Innanzitutto ringrazio voi per la linea e vi restituisco la linea. Grazie Elena Dal Forno con Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Allora, Assessore, questo sport ci sta un po' entusiasmando tutti. Allora, lo dicevamo prima, no? Le Olimpiadi sono un fatto particolare. Forse praticamente nello sport solo i mondiali di calcio, il Super Bowl che si è tenuto stanotte, credo, sono fatti isolati, forti, almeno come le Olimpiadi. Però lo spirito olimpico ti porta ad appassionarti a sport che non guarderesti mai. Sulle Olimpiadi estive diventiamo tutti appassionati di scherma, di nuoto, e onestamente chi non lo fa, insomma, non è che li conosce. Però lo spirito, quella forza, quella voglia di vincere, quelle lacrime dopo la vittoria a un'Olimpiadi ti rendono eterno. Io lo dico tante volte. Difficilmente, insomma, ho conosciuto tante persone in questi anni, mi sono emozionato come quando sono stato vicino alle due schermitrici che si allenano a Treviso, che sono venute a Palazzo di 300 per ricevere la cittadinanza, e quando vedi la medaglia d'oro,
Cioè tu capisci che è una cosa eterna, ecco, di qualsiasi sport. Quindi parlavamo prima del curling, che tutti siamo lì, guardiamo il curling, io onestamente non lo seguo tantissimo. Fino a qualche anno la maggior parte delle persone non sapeva nemmeno cosa fosse. No? Però tu quando poi vedi la passione, la voglia, diciamo la voglia di arrivare, di essere nell'Olimpo, perché proprio nell'Olimpo, è una cosa unica. Infatti De Coubertin, spesso sbagliando, si dice l'importante è partecipare, non vincere. Sì, ma lui intendeva partecipare alle Olimpiadi, quindi essere in quel gota di persone al mondo così forti da poter vincere la medaglia d'oro. Io non ho mai visto uno perdere ed essere felice, adesso onestamente, però tu devi ambire a essere lì per potertela giocare, e se sei lì sei tra i migliori al mondo della tua disciplina. Quindi in bocca al lupo agli atleti. Secondo me in bocca al lupo a tutti noi, perché abbiamo dato dimostrazione come Veneto, come Cortina, a cui faccio i complimenti agli amministratori, perché so quanto tremano i polsi, perché poi se va male, se c'è qualcosa che va male, poi vanno dal sindaco, dal presidente della provincia, dal presidente della regione a dire come mai, come mai. In realtà sembra che stia andando tutto bene, adesso non voglio essere io l'uccello del malaugurio, però è una grande sfida peraltro, perché sarà un'Olimpiadi in cui l'impatto sarà bassissimo dal punto di vista ambientale, lo dicevamo prima, cioè le costruzioni sono state al minimo rispetto ad altre Olimpiadi che diciamo sono state molto impattanti e poi hanno lasciato spesso anche degli scheletri. Qui si sono fatte delle opere minime richieste per l'Olimpiade, abbiamo delle bellissime gare, faccio anch'io in bocca al lupo alla sciatrice americana Alice Von, perché la caduta è stata tremenda. Chi l'ha vista in diretta, sentire piangere un atleta in quel modo lì è stato veramente straziante, mi ha ricordato veramente i tempi della Compagnoni, vedere in diretta certe scene tremende. E so che è stata ricoverata a Treviso e le facciamo veramente un in bocca al lupo a parte di tutti, però anche purtroppo nella tragicità della cosa è anche quel rischio che ti prendi quando fai la libera, cioè il brivido della libera che vanno a 140-150 all'ora è in quel rischio lì. E purtroppo è avvenuto un fatto che non dovrebbe mai avvenire, però quel rischio è sempre congenito a quel tipo di gara. Quindi io li faccio veramente in bocca al lupo, di pronta guarigione, non so se faranno un'altra Olimpiade perché anche con l'età, però ecco, è di monito anche gli atleti di arrivare sempre anche mentalmente preparati, perché il rischio è sempre dietro l'angolo e ci auguriamo che nelle prossime gare anche di vedere qualche oro italiano in più a Cortina, perché secondo me restano i giochi di Cortina-Milano, non di Milano-Cortina, perché insomma le montagne le abbiamo noi e Milano, con tutto l'affetto per i milanesi, non ce le hanno. Ecco, Assessore, abbiamo quindi questi grandi campioni, tutti ci appassioniamo nel vedere in TV, chi riesce ad andare le vede dal vero le gare. È chiaro però che appunto, come si diceva prima, il lascito delle Olimpiadi deve poi essere quello di cercare, ed è questa la mission anche del CONI, anche della nostra regione, di avvicinare il più possibile i giovani allo sport, di rendere quindi lo sport, al di là ovviamente dei risultati dei grandi campioni, chiaramente non tutti li possono raggiungere, praticato il più possibile. Che cosa si sta facendo? Allora, noi siamo anche una città fortunata come Treviso, perché abbiamo fatto la giornata dello sport, abbiamo visto che, a parte probabilmente l'hockey su ghiaccio e qualche altra disciplina che chiaramente non c'è a Treviso, tutti gli sport sono plurirappresentati a Treviso, quindi, e questo è importante, noi non siamo una città monotematica al calcio o al basket o al rugby o alla pallavolo, abbiamo tutti gli sport e questo dà la possibilità ai ragazzi di fare una scelta. Secondo me tante volte i ragazzi, magari rispetto a una volta dove i genitori non sapevano neanche che andavi a fare sport, cambiano troppo spesso sport nella giovane età e quindi poi non ne scelgono uno, quindi non saltano quel momento di sacrificio in cui non hai risultati e magari cambiano spesso per appassionarsi e poi lasciano. Quindi l'importante è capire a una certa età che è diversa da sport a sport, che tu devi perseverare in quello sport. Anche se in quel momento non è la cosa più bella, perché l'amico fa qualcos'altro, continua, perché anche grandi campioni, quando sono stati in procinto di 12, 10, 11 anni di smettere o di cambiare sport, hanno continuato perché è quello lo scoglio che tu devi superare. Cosa servono? Strutture. Noi ne stiamo facendo tante. Abbiamo rifatto le piscine, la palestra delle piscine, arriverà la Tommaso Salsa, però servono strutture, perché i giovani hanno bisogno di strutture moderne, accoglienti, inclusive, perché rispetto a una volta devono essere anche molto più inclusive, e che alzano il livello della preparazione. Ti faccio un esempio, noi abbiamo una pista di atletica dove si allenano 3 società. Più si indurisce la superficie della pista di atletica, meno gli atleti si possono allenare
per arrivare a certi risultati e quindi devono andare a allenarsi fuori. È che rifare una pista atletica costa 1 milione di euro. Quindi avere le risorse per ammodernare tutti quegli impianti porta al fatto che tra i tanti che praticano esce il campione e il campione traina anche gli altri nell'alzare il livello dell'allenamento e quindi la voglia di allenarsi di più. Quindi io dico, servono strutture, noi ci stiamo lavorando tantissimo, sembra di no, ma anche realizzare... Sono investimenti grossi. Certo, anche realizzare la nuova curva dello stadio di Monigo per il rugby, che sembra fatto solo per i professionisti, ma poi trascinerà molti ragazzi a giocare a rugby ad un certo livello e quindi anche alla Benetton di selezionare ragazzi, cioè è una catena questo. Certo. Nessun ragazzo, diciamocelo francamente, quando ha 10 anni, 8 anni lo va a fare per la salute, questo lo facciamo a un'altra età, lo va a fare perché sogna di essere un campione. E tutti noi, io ho iniziato a giocare a basket perché sognavo di essere Michael Jordan, cioè tutti noi, poi non ci arrivi perché non salterai mai tanto come Michael Jordan, però è importante avere la possibilità di dargli luoghi dove praticare sport e dove a una certa età anche di fare il salto in avanti, quindi servono strutture e quindi anche qui un grande piano nazionale di investimento come fatto per le palestre dei CONI che furono realizzate in tutta Italia, secondo me è importante. Questo nasce col PNRR, ne abbiamo fatte tante, ce ne devono essere ancora dedicate. E questo è un ultimo aspetto, so che deve scappare, vero Assessore, proprio un flash. Molto spesso le famiglie sono anche in difficoltà a far praticare lo sport ai propri figli perché fare sport è anche costoso. Nello specifico, per esempio, adesso si parlava di sport invernali, sono ancora più costosi di altri per l'attrezzatura necessaria, per ski pass e quant'altro. Come si può in qualche maniera cercare di andare incontro anche alle famiglie? Vedo Barbisan collegato, lo saluto. Ah, ecco perché abbiamo Lucio Zanato, no? Lucio Zanato che si trova a Roncade. Adesso arriviamo da te, Lucio. Abbi un attimo di pazienza, finiamo in realtà mi sembra, ne abbiamo parlato tante volte con anche Barbisan, il nuovo corso della Regione è anche quello di contribuire direttamente alla realizzazione degli impianti, perché più gli impianti sono nuovi, meno consumano in termini energetici, quindi le strutture hanno bollette della luce e del gas e dell'illuminazione più basse e più possono abbassare i costi che girano ai ragazzi. Quindi anche questo è importantissimo, vi faccio un esempio. Avere l'illuminazione o palestre che non consumano come una centrale per scaldarsi vuol dire che quelle società possono tenere al minimo le rette per i ragazzi. Questo vuol dire che anche ragazzi che possono avere difficoltà nelle loro famiglie a trovare lo spazio per andare, le economie, perché poi possono continuare a fargli fare sport. Poter investire su un trasporto dedicato agli sportivi. Una volta c'erano dalle parrocchie, veniva Padre Alberto a prenderti a casa e ti portava all'Aurora a giocare a calcio, non si fa più, perché le parrocchie non hanno più quei soldi. Ecco, tornare anche a finanziare questo tipo di attività consente di prendere questi ragazzi senza che i genitori non riescano a gestirsi e portarli a fare sport sui luoghi idonei. Quindi sicuramente ci stiamo lavorando, ci lavoreremo ancora, è un percorso lungo perché per tanti anni lo sport è stato, tra virgolette, un vizio del benessere di chi voleva praticarlo. Invece è un elemento sociale anche per togliere questi ragazzi da tanti problemi. Un ragazzo sportivo che fa sport difficilmente finisce in certe situazioni perché il suo impegno costante è nella scuola e in un'altra direzione che è appunto lo sport. E quindi senz'altro anche questo è un aspetto fondamentale, a maggior ragione di questi tempi, quando parliamo purtroppo quotidianamente di situazioni di disagio che coinvolgono i ragazzi. Scusa, nessuno di quei ragazzi quando vengono fermati pratica uno sport in maniera costante. Nessuno, guardate, è un dato oggettivo e questo fa statistica perché i ragazzi hanno voglia di pensare ad altre cose, purtroppo. Invece lo sport ti tiene lontano da quei momenti insomma, di sbandamento che vediamo molto spesso, troppo spesso oserei dire. Purtroppo sì, è vero, è proprio vero. Io la ringrazio, allora Grazie so che deve scappare, se voleva restare a sentire il collegamento con, lo saluto, con Barbisan che abbiamo con Lucio Zanato, lo saluta. Allora, ecco visto che era assessore al bilancio a Treviso, gli chiedo soldi in diretta qui per il comune di Treviso. Ecco, Lucio, è sempre stato molto attivo Riccardo su questo, anche a dare una mano perché poi, ripeto, è da lì che nascono le risorse per costruire opere e far giocare i ragazzi.
Allora, approfitto per salutare il nostro Lucio Zanato, che è in collegamento da Roncade, dove questa mattina c'è stato questo incontro, diciamo, dei big del centrodestra chiamati dal presidente della regione Alberto Stefani. A te Lucio la saluto Manera, perché deve andare a un appuntamento. Allora grazie all'assessore Manera, a te Lucio. Sì, ma noi diciamo all'assessore Manera di stare qui 10 secondi, visto che Riccardo Barbisà ha sentito esattamente la richiesta, quindi la risposta immediata. Facciamo la cabina di regia anche per come Veneto contare di più a livello nazionale, per poter parlare di alcune progettualità anche sui temi dell'inclusione sociale, dello sport, del disagio giovanile, e quindi di poter attrarre maggiori fondi. Abbiamo fatto questa riunione proprio per far nascere un sistema veneto interistituzionale tra Parlamento europeo, Parlamento nazionale, Camera e Senato, Consiglio regionale. Io sono intervenuto chiedendo che le prossime riunioni o più avanti, quando insomma avremo preso rodaggio tra di noi e poi potremo pensare di aprire questa cabina di regia, coinvolgere anche i territori, quindi comuni, quindi province, pur nella situazione in cui si trovano oggi. Perché se il nostro modo di fare politica è capace di dare risposte ai cittadini, tanto più è necessario che lo dia alle amministrazioni pubbliche, ai consiglieri, agli assessori, ai corpi intermedi della società, alle università, alle associazioni datoriali, sindacali, che tutti i giorni insomma combattono e lottano nel Veneto che vogliamo. Ecco, però in sintesi l'idea è quella di fare lobby veneta, esattamente come fanno i siciliani a Roma? Ma certamente, qualcuno l'ha anche detto, nel senso che vi sono regioni del sud molto più capaci di fare sistema tra di loro, di spogliarsi della loro giacca politica e di avere un ragionamento di territorio che poi porta ad avere appunto maggiore peso nelle scelte del governo. Ricordiamo che il Veneto è una grande regione, esprime molti deputati, ha una maggioranza di centrodestra anche in Consiglio regionale. Con un governo di centrodestra, se ci mettiamo tutti insieme, l'interlocuzione può essere positiva e possiamo, come dicevo prima, far contare di più il Veneto. Oggi il presidente Stefani ci ha chiamato per questo, è assolutamente innovativo, perché io negli ultimi 15 o 20 anni non ricordo una riunione di questo tema, tanto che all'inizio non avevo neanche capito se dovevamo essere solo noi oppure con gli altri oppure con gli eurodeputati eccetera. No, abbiamo fatto tutti insieme. È stata una sorpresa anche per noi, di la verità, perché l'invito era un po' sibillino, non si capiva bene, poi si è capito. Tra l'altro poi, scusa se blocco, l'idea del presidente Stefani è di coinvolgere anche l'opposizione, perché quando si tratta di arrivare a un obiettivo per i veneti non ci deve essere, diciamo, conflittualità. Questo l'ha fatto fin dal primo giorno di Consiglio regionale, ricorderete, no? È arrivato con una proposta di legge dell'opposizione sul tema del caregiver, già presentata nella scorsa legislatura, ha detto partiamo da questo, secondo me ci sono dei miglioramenti da fare, ci sono degli emendamenti che si possono fare, ma partiamo pure da questo, da un progetto di legge dell'opposizione, perché a noi interessa relativamente il colore politico, interessa dare risposte ai cittadini. Quello che ha fatto in Consiglio regionale oggi l'ha fatto anche qui, lanciando appunto l'apertura sul tema all'opposizione. L'opposizione anch'essa magari si spogli della propria partigianeria politica, come dobbiamo fare noi. Quando ci sono temi fondamentali per il Veneto dobbiamo essere tutti a capofitto. Ecco, questo va bene finché stiamo a Palazzo Ferrofini, ma quando andiamo in Parlamento a Roma, lei che qualche idea ce l'ha, lì si riuscirà a fare lobby? Non sarà semplice, perché questa operazione è molto intelligente ma pur complessa, nel senso che poi oggi parte con grande entusiasmo, dopo deve trovare la propria marcia per continuare nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Ricordiamo che l'anno prossimo noi abbiamo anche le elezioni politiche, quindi è un percorso che ci permette anche di costruire un progetto politico per il futuro, fare in modo che il Veneto contribuisca al programma di governo del 2027, perché poi anche la prossima legislatura romana delle Camere, di Camera e Senato, dia piena soddisfazione a tanti di quelli che sono gli aneliti che provengono dal Veneto. Ecco Lucio, allora, Lucio mi senti? Abbiamo un tassativo di pubblicità adesso, quindi io ti devo salutare, ti ringrazio per questo collegamento e va bene, il resto lo vediamo stasera. Certo, ringrazio anche Riccardo Barbisà, grazie e buon lavoro. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, ci rivediamo tra pochissimo.
Ed eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Andiamo a Vicenza, dove si è aperto ieri al santuario di Monteberico l'anno giubilare per i 600 anni dalle apparizioni. Papa Leone XIV non sarà a Vicenza. Monteberico gremito di fedeli ieri pomeriggio per la messa solenne presieduta dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, che ha dato ufficialmente avvio all'anno giubilare mariano e della rinascita, nel 600° anniversario della prima apparizione della Madonna. Un ritorno alle origini per il porporato, originario di Schiavon, accolto da una partecipazione intensa e composta, segno di un legame profondo tra la città e il suo santuario più amato, quello di Monteberico, un riferimento che richiama la storia stessa di Monteberico. Nel 1426, dopo l'apparizione alla contadina Vincenza Pasini, la peste cessò e Vicenza ritrovò speranza. Tra i fedeli però anche un velo di tristezza. In molti attendevano per quest'anno l'arrivo del Papa Leone XIV, ma i numerosi impegni lo hanno costretto a rinviare la visita. Un'assenza sentita che non ha però spento il senso di raccoglimento e di attesa. Monteberico, ancora una volta, si conferma luogo di memoria, fede e rinascita, con Maria indicata da Parolin come via per ricucire le fratture del presente e restituire un'anima più umana. Un messaggio di pace in un tempo martoriato ancora dalla guerra in Europa. Il referendum sulla riforma della giustizia infiamma il dibattito politico, confermate le date e cresce la mobilitazione dei sostenitori del sì e del no. È per caso una pretesa politica pretendere che i magistrati progrediscano di carriera solo grazie al merito, che siano sanzionati in base effettivamente al lavoro che fanno? Infiamma il dibattito politico il referendum costituzionale sulla giustizia, su cui nelle scorse ore si è espressa la Cassazione. Data confermata 22-23 marzo, quesito da integrare nel territorio mobilitazione di entrambi gli schieramenti, quello del sì e quello del no. In ballo l'imparzialità dei magistrati, secondo Fabio Maggio, presidente provinciale dei comitati per il sì. La separazione delle carriere è l'unico strumento oggi per consentire l'efficace realizzazione di quello che è l'articolo 111 della nostra Costituzione. Per avere un giudice imparziale occorre che questo sia e appaia ai cittadini imparziale. Allora io credo che se oggi chiediamo a qualsiasi cittadino che troviamo per la strada se il sistema giudiziario lo ritiene imparziale, ci risponderà di no. In diretta prima edizione il confronto a tratti acceso con la deputata Dem Rachele Scarpa. Non si tratta di un referendum che separa le carriere, ma si tratta di un referendum che separa le magistrature. Faccio una piccola puntualizzazione. Le carriere nel nostro ordinamento sono già quasi del tutto separate. Una riforma sulla separazione delle magistrature che vuole andare a indebolire il CSM, spezzandolo in due e andando a estrarlo principalmente a sorte. Il rischio è quello di arrivare a un punto in cui in futuro i due CSM separati faranno sì che quello dei PM acquisisca fin troppo potere, così tanto potere che a un certo punto ci sarà la tentazione di metterlo sotto al potere politico, al potere dell'esecutivo. Il rischio di sudditanza della magistratura alla politica non è in nessuno dei contenuti di questa riforma. Semmai è vero il contrario. Oggi il CSM e la magistratura, in modo particolare l'ordine della magistratura, vivono a tutti gli effetti una politicizzazione attraverso le correnti. Dal 2017 al 2024 ci sono state 6.000 ingiuste detenzioni, 254 milioni di euro di risarcimenti e sapete quante condanne disciplinari? 9. Gli animi si accendono sulle finalità della chiamata alle urne. Questo è un referendum che introduce e garantisce un principio sacrosanto, quello dell'imparzialità del giudice. Ma non è vero, non è un effetto diretto dell'imparzialità del giudice questa cosa. È messa a rischio e costantemente e quotidianamente violata dallo strapotere delle correnti che sono presenti all'interno dell'Associazione Nazionale Magistrati. Ma mi spieghi in che modo va a depotenziare le correnti? Perché le correnti ci saranno comunque anche con la vostra riforma.
condizionano i provvedimenti disciplinari e condizionano le carriere dei magistrati. L'obiettivo finale è dare sostanzialmente più potere al governo, distruggere l'equilibrio tra i poteri dello Stato e mi direte voi se questo è uno scenario auspicabile. Torniamo a parlare di Olimpiadi Milano-Cortina, ma in chiave di opportunità per le aziende del territorio, le aziende artigiane dello Sport System trevigiane pronte ad affrontare la sfida. Il settore dello Sport System Veneto sotto i riflettori del mondo, in particolare le 123 imprese artigiane legate allo sport tra aziende di trasformazione, distribuzione e servizi, guardano alle Olimpiadi Milano-Cortina non solo come grande evento mondiale, ma anche come un banco di prova per valorizzare il saper fare artigiano. E la provincia di Treviso è leader in regione con 65 imprese artigianali, il 53% del totale della filiera e il 22% del totale veneto della trasformazione. A trainare sono le confezioni di abbigliamento sportivo, a seguire la fabbricazione e il montaggio di biciclette. Un settore che purtroppo è in difficoltà come tanti, ma che vede un'opportunità in questo evento, in questa Olimpiade invernale Milano-Cortina. Noi abbiamo delle competenze, abbiamo dei saperi che il mondo ci invidia. Quindi benvengano queste occasioni qua, benvenga Milano-Cortina e cerchiamo di sfruttare al massimo, visto che abbiamo gli occhi del mondo puntati, per farci conoscere. La sfida è fare sistema valorizzando l'abilità artigiana e sfruttando la visibilità olimpica come volano per far conoscere al mondo i prodotti del territorio. E la sfida non è delle più semplici per l'intero sistema veneto, come sottolinea il presidente della Camera di Commercio Treviso Belluno. Bisogna lavorare perché questo patrimonio di investimenti che è stato fatto venga valorizzato nel futuro. Continuare a chiudere quanto prima le infrastrutture, abbiamo visto le critiche dei giornali stranieri in questi giorni proprio sul tema delle infrastrutture, bisogna lavorare molto sull'accoglienza, sulla professionalità, perché non è detto che tutto questo porti a risultati. Abbiamo visto cosa è successo in Piemonte con le Olimpiadi invernali di 20 anni fa, non è rimasto niente. Noi non dobbiamo fare gli sbagli che sono stati fatti in Piemonte. Quando anche una piega può fare la differenza. Titolari e dipendenti di 2 saloni di parrucchiera, Treviso e Oderzo, hanno donato l'intero incasso di ieri, domenica 8, ai reparti di oncologia del Cafoncello e di Oderzo, e sono davvero tante le clienti che hanno aderito. Faremo semplicemente delle pieghe che verranno, tutto l'incasso verrà devoluto appunto all'ospedale di Treviso, l'ospedale oncologico di Treviso e di Oderzo. Shampoo, spazzole e phon, quando anche una piega può fare la differenza e portare un aiuto a chi affronta la lotta al cancro. L'idea è nata da Alice Gasparini e Sabrina Sandre, titolari di 2 saloni a Treviso e Oderzo, che assieme ai rispettivi staff hanno lavorato la domenica per devolvere l'intero incasso ai reparti di oncologia del Cafoncello e di Oderzo. L'iniziativa è partita proprio pensando di voler fare del bene, e queste donne, le nostre donne, hanno tutte quante accolto con estrema fedeltà e fiducia questa iniziativa, quindi siamo davvero molto molto felici. Abbiamo deciso insieme con Alice, la mia collega, di fare questa bellissima iniziativa. Condividiamo il valore della gratitudine e dell'aiuto verso gli altri. Entusiaste anche le dipendenti che hanno deciso di donare il loro tempo ed il loro lavoro. Bisogna aiutarsi entrambi, tutti quanti insieme, e per noi è super emozionante questa giornata. Lo faccio veramente volentieri, col cuore, e niente, secondo me in qualche modo li aiutiamo, è solo come, cioè anche solo essendo qua, no? In questo modo. Grazie mille. E rifarei comunque altre domeniche così. E l'iniziativa è stata accolta con entusiasmo da tante clienti che hanno affollato il salone per tutta la giornata. Perché è giusto farlo per quelli che hanno bisogno. Anche dare motivo di coraggio, di sostegno, sia a loro che hanno avuto questa iniziativa, ma soprattutto per le donne che hanno avuto questo problema e che ce l'avranno e che ce l'hanno in questo momento. E a farsi la piega oggi anche donne che hanno combattuto e vinto la battaglia contro il tumore. Ho avuto questo piacere di avere questo brutto male, ma
ne sono venuta fuori bene comunque. Bisogna guardare sempre il bicchiere mezzo pieno. E poi abbiamo una bella sanità qua a Treviso, come oncologia top, veramente. Quindi lei oggi non poteva mancare? Assolutamente sì. Sono cose che fanno bene al cuore queste qua, bisognerebbe farle più spesso. Perdere i capelli era stata la cosa più difficile, perché quando realizzi che è tutto vero, cioè è la cosa più tangibile. E per me lo era ancora di più perché portavo i capelli lunghi, non ho mai voluto tagliare, quindi affrontare quel momento è stato tragico. Però abbiamo superato. Adesso i capelli sono lunghi di nuovo. Ci sono di nuovo, sì. Dai, quindi non posso dire che cose positive, l'iniziativa è fantastica. Siamo al termine di questa edizione, vi ricordo l'appuntamento con Ring questa sera a partire dalle 21. Ospiti di Ferdinando Avarino saranno Mario Conte, sindaco di Treviso, Fabio Maggio di Forza Italia, Paolo Galeano del PD e Marco Scolese di Alleanza Verdi e Sinistra. Poi dalle 22:30 si parlerà del nuovo decreto sicurezza con le misure per i cortei violenti e di Maranza con l'onorevole Andrea Del Mastro delle Vedove, sottosegretario alla giustizia. È tutto dunque per questa prima edizione dei nostri TG. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo subito dopo la sigla come sempre l'appuntamento con il nostro meteo e le previsioni del tempo. Arrivederci e buon pomeriggio.